Il mondo del trasporto è sempre stata una cosa che mi ha sempre attirato da piccolino, da quando giocavo coi camietti, che uno l'ho buttato via, forse sarà qualche anno fa, era proprio di quei bei in legno che me l'aveva regalato mio cugino, che anche lui aveva il camion. Arrivo in azienda 5:30 di mattino, prendo le carte, vedo i camion parcheggiati, come devono partire, come li abbiamo sistemati la sera precedente, e passo tutte le documentazioni alle impiegate. Ai tempi che sono partito io, portando un mezzo così pesante, un mezzo grande, eri rispettato, ti aspettavano, ti accoglievano. Adesso sei un numero, allora eri una persona, anzi eri quello che portava la merce. Arrivava la merce, arrivava il lavoro. Piano piano ho maturato la cosa di mettermi coi trasporti e dopo mi sono messo alla ricerca di trovare un mezzo adeguato per poter cominciare questa attività. Dal marmo alla pelle, ai prodotti chimici, alla plastica, alla fonderia leggera, alle meccaniche, facciamo un po' di tutto. Siamo una quindicina di autisti, 2 impiegate e una ventina di camion, di mezzi. Avere magazzini è importante perché dai un servizio in più al tuo cliente, perché gli mantieni anche la sua merce in deposito e ti crei dei vantaggi anche per te di lavoro, di spostamenti, di spedizioni attraverso questi magazzini. La tipologia della velocità mi ha portato di avere un mezzo piccolo, un mezzo medio, un mezzo grande, anche sempre di scorta. Se ha la revisione, se ha la manutenzione, se non si ferma, devi essere pronto, perché la velocità è quella che ti porta a essere pronto a partire con un altro mezzo. In azienda ho già 2 ragazzi, 2 bravi ragazzi, si danno da fare, lavorano 12 ore al giorno. Io li sto a fianco, li cerco di dargli il sostegno come spalla, ma anche morale, di poter fargli vedere che sia più semplice possibile nel miglior dei modi. Jeff diciamo che è un po' un quinto figlio per Gianfranco. Come anch'io insomma, sono mamma e i nostri figli, anche se crescono, diventano indipendenti, noi siamo sempre presenti, la Jeff per Gianfranco è un altro figlio, quindi lui è sempre presente. Lo vedo molto preso nel suo lavoro, lo fa con veramente una foga, come avesse sempre 20 anni. Ormai da 15 anni che ci conosciamo siamo come una famiglia, sempre siamo stati, anche quando sono venuto qua a assumermi qua, mi hanno detto qua siamo una famiglia, che ero il primo straniero che è entrato nella ditta qua, quindi siamo sempre buoni amici in tutti i modi. Ci diamo una mano uno con l'altro e se hai bisogno basta chiamarsi, si viene incontro, quella è una bella cosa, avere una squadra unita, bella compatta. Mi sembra di essere tornata più giovane sinceramente, vedendo l'atmosfera con la quale convivo. Jeff è sempre rimasta in linea con la personalità di Gianfranco, quindi abbiamo sempre cercato di mantenere la stessa qualità del servizio.
con ottimi risultati. Infatti il Jeff ha sempre teso ad ingrandirsi e ad aumentare sia gli spazi sia il numero dei mezzi e del traffico che opera. Noi siamo più puntati sulla velocità e quindi è tutto un po' dinamico, siamo abbastanza veloci, smistamento, nelle consegne cerchiamo di essere sempre puntuali, quindi si parte un po' prima, si cerca di essere sempre all'interno dell'orario e dopo ovviamente si cerca, ognuno usa la propria professionalità nel mestiere.